Buongiorno, sono la preside Di Blasi, sono il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Onnicomprensivo Pestalozzi di Catania. Oggi voglio raccontarvi di una giornata splendida che abbiamo trascorso qui sabato scorso, sabato 14, perché è una giornata che racconta l'apice, il culmine di un'esperienza che è nata l'anno scorso sotto la direzione del mio predecessore, il professore Emanuele Rapisarda, che riguarda proprio l'alberghiero, la sezione alberghiera del nostro istituto onnicomprensivo. Abbiamo inaugurato 3 laboratori nuovi con attrezzature innovative che renderanno fruibile al massimo l'insegnamento proposto ai nostri ragazzi, il laboratorio di panificazione, pasticceria e di accoglienza turistica. Questi laboratori sono stati veramente valorizzati anche da quello che hanno realizzato i nostri studenti, perché hanno preparato un piccolo rinfresco per gli ospiti e hanno veramente messo a frutto la professionalità trasmessa loro dai docenti che si sono prodigati insieme appunto ai nostri ragazzi per la realizzazione di questa splendida giornata. La scuola cambia, la Pestalozzi ha iniziato un percorso di cambiamento, un percorso di crescita e di apertura al nuovo e soprattutto all'estero. Ho fortemente voluto la funzione strumentale dell'internazionalizzazione, perché da docente di lingue credo fortemente nella valenza educativa dello scambio culturale, metodologico, di idee con altre realtà che sono presenti in Europa e anche extracomunitarie. Qual è l'offerta affermativa dell'Istituto Pestalozzi di Catania? Sicuramente noi copriamo la fascia d'età che va dai 3 anni ai 18 e quindi accogliamo i bimbi di scuola dell'infanzia in sezioni a tempo normale, cioè a dire dalle 8 alle 16, 5 giorni a settimana. Offriamo il tempo prolungato ai bimbi di scuola primaria dalle 8:30 alle 16:30 tutti i giorni da lunedì al venerdì. Abbiamo la scuola secondaria di primo grado su entrambi i plessi e abbiamo 2 particolari corsi, uno nella sede centrale e uno nella sede di Viale Nitta. Alla sede centrale ci vantiamo di avere la sezione indirizzo musicale. Abbiamo un corso, una prima, una seconda e una terza media, dove i ragazzi rientrano il pomeriggio e sotto la guida di 4 docenti di strumento musicale, nella fattispecie chitarra, pianoforte, violino e percussioni, svolgono lezioni individuali o di musica d'insieme e poi chiaramente presentano al pubblico dei concerti nei momenti diciamo più particolari, come adesso per il Natale o per la chiusura dell'anno, e partecipano agli eventi promossi dalla scuola. In conclusione, qual è l'obiettivo della nostra istituzione scolastica? Innanzitutto di aprirci sempre più al territorio, chiedendo, e sto chiedendo adesso, la partecipazione attiva e proattiva, fattiva delle famiglie, che sono, devo dire, già molto attive e propositive e aperte al dialogo, per cui la mia porta è sempre aperta e loro già lo sanno. Mi piacerebbe tantissimo riportare in auge tutta quella parte di didattica nei confronti dei genitori che fortemente ancora ci chiedono, con per esempio corsi e laboratori formativi, per esempio per acquisire la patente CDL o la certificazione Trinity o altre certificazioni di lingua, ma anche e soprattutto mi piacerebbe realizzare in collaborazione con dei professionisti dei corsi sulla genitorialità, per supportare anche quei genitori single che si trovano a crescere i figli da soli, con le problematiche legate anche all'aspetto economico, perché lavorando giustamente non possono seguire in maniera attiva i propri figli. Quindi trovare la giusta strategia per poter conciliare il ruolo di genitore e anche l'affermazione individuale di lavoratore o di lavoratrice. Infine mi preme ricordare che il dialogo con le istituzioni è aperto, è fattivo, mi sento di
ringraziare gli adulti che ruotano intorno alla scuola, oltre chiaramente il mio staff, il DSGA, i docenti e il personale ATA tutto, i genitori e le istituzioni che gravitano sul medesimo territorio, perché l'idea nostra è quella di far crescere la periferia e farla diventare centro in tutti i sensi, centro di legalità, centro di cultura, centro di benessere.